Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio, come sempre saremo in collegamento con il presidente della regione Luca Zaia alle 12:30 dalla sede della Protezione Civile a Marghera per fare il punto della situazione legata all'emergenza. Molta carne al fuoco, perché sappiamo che questa mattina alle 9:30 il ministro Speranza ha riferito in Parlamento sullo stato dell'epidemia e sul contenuto della DPCM, di nuovi DPCM che dovrebbero arrivare a giorni. Quindi si parla di proroga della zona arancione, si parla però di importanti novità soprattutto per i locali pubblici nella gestione ordinaria di quello che si potrà fare. Quindi un esempio su tutti è quello del blocco dell'asporto dalle ore 18. Sono però tutte notizie non ancora confermate, la politica ne sta parlando in queste ore, quindi avremo poi le conferme nel corso della giornata. Si parlerà anche probabilmente della ipotetica crisi di governo che potrebbe cominciare questa sera, questo pomeriggio, quindi una situazione in Veneto, in Italia, davvero molto complicata. Noi però cominciamo questo nostro telegiornale andando a Padova, dove la nostra Valentina Visentin ci aspetta in collegamento via Skype per fare il punto della situazione e spiegarci quali sono le ultime notizie dalla città e dalla provincia. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo pronti ad aggiornarvi sulle tutte le notizie di cronaca che arrivano dalla città, partendo dalla cronaca con la sanzione di un pensionato, di un 65enne di Legnaro che è stato pizzicato mentre andava alle poste, violando clamorosamente l'isolamento fiduciario e la quarantena. Quindi, sebbene positivo, l'uomo si è recato alle poste perché doveva fare delle commissioni, è stato così sanzionato, multato e rischia anche ovviamente una pena più pesante. Questo appunto per ricollegarci a quanto vi avevamo detto ad inizio settimana, quando parlavamo di già 10 fascicoli aperti in procura a Padova di persone che sono state trovate per strada violando la quarantena e quindi muovendosi, sostanzialmente spostandosi pur essendo positivi. Per quanto riguarda la situazione vaccini, c'è una grande richiesta da parte dell'azienda ospedaliera di Padova attraverso il direttore sanitario Donato, che chiede nuove dosi perché la campagna vaccinale sta procedendo in maniera spedita in azienda ospedaliera e quindi servono nuove dosi. C'è grande speranza per l'arrivo del nuovo vaccino Moderna, che proprio appunto in queste ore dovrebbe essere distribuito, visto che, come ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia, sta arrivando in Veneto. E poi c'è grande fiducia per l'arrivo delle dosi di AstraZeneca quando verrà ovviamente dato il via libera dalle agenzie del farmaco, prima europea e poi italiana. E quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda invece la cronaca, c'è da segnalare un incendio nella notte che si è sviluppato in un'abitazione di Casal Serugo. Fortunatamente la famiglia proprietaria dell'abitazione dove si è sviluppata l'incendio è stata messa in salvo dall'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio si è sviluppato sulla canna fumaria, all'interno della canna fumaria, ma stava in pochi minuti già distruggendo completamente tutto il tetto dell'abitazione. Valentina, subito dopo il nostro collegamento noi faremo vedere i due servizi sulla cronaca, quello del pensionato e l'incendio che avete già preparato con la redazione di Padova. Però prima di lasciarti andare ti chiedo che aria tira a Padova in queste ore. Abbiamo visto in alcune città del Veneto c'è come un senso di sospensione quasi, perché la zona arancione ormai è consolidata. C'è attesa per quello che potrà succedere, grande curiosità per quello che sarà contenuto nei prossimi DPCM presentati questa mattina dal ministro Speranza. I vaccini sono arrivati, ma per vederne l'efficacia serviranno settimane, addirittura mesi, per poter fare una copertura vaccinale del 65-70% per creare l'immunità di gregge. Quindi in Veneto si è creata una sorta di bolla anche dell'informazione, perché si fa sempre più fatica a trovare notizie nuove su questo momento storico molto particolare. Confermi che anche a Padova è così o c'è un'altra area dalle vostre parti? No, anche qui si cerca di capire se arriverà questa zona rossa e ieri abbiamo sentito anche la gente per capire cosa ne pensa. Molti si sono comunque detti ormai
favorevoli, ma più che altro rassegnati alla necessità di una zona rossa. C'è anche da poi fare il punto della situazione per quanto riguarda anche poi le iniziative di mobilitazione che si stanno mettendo in campo per andare contro i DPCM o comunque per protestare, come quella a livello nazionale Io Apro il 1501, e qui a Padova per esempio non ha trovato molto riscontro tra le categorie, tra gli esercenti, tra i proprietari e i gestori dei locali che non stanno aderendo. Infatti più o meno saranno una decina neanche in tutta la provincia i locali che il 15 metteranno in campo questa azione di protesta simbolica, tenendo aperto il locale, accendendo le luci. Quindi vuol dire che insomma c'è una rassegnazione ad un periodo di sacrificio necessario perché poi la campagna vaccinale entri nel vivo e dia i suoi frutti. Ecco, approfitto del fatto che tu hai parlato del cosiddetto hashtag Io Apro 1501 per lanciare anche un appello. Se ci sono degli esercenti, dei baristi, dei gestori di locali che hanno deciso di partecipare, vogliono farcelo sapere o magari vogliono dirci la loro su questo argomento, c'è il nostro numero di WhatsApp sempre a disposizione, ma ci sono anche tutte le nostre redazioni di Padova, Vicenza, Bassano, tutto il Veneto disponibili ad accogliere la loro testimonianza. Siccome in altre regioni ha attecchito molto di più, ci sono molti locali pronti a questa battaglia, in Veneto sembra che la cosa non stia procedendo a passi spediti. Questo ce lo conferma anche Valentina Visentina da Padova, quindi è un tema di cui sicuramente parleremo nei prossimi giorni. Valentina, se da Padova è tutto, io ti chiedo la cortesia di richiamarci eventualmente nel caso di notizie importanti sì, in qualsiasi momento, perché le daremo in diretta come sempre per i nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, quindi andiamo subito a vedere le notizie di cronaca che arrivano da Padova. Prima su tutte quella relativa a un pensionato che è andato alle poste anche se era positivo. Sembra non fosse la prima uscita da casa, nonostante fosse positivo al coronavirus per il pensionato di Legnaro, sorpreso dai carabinieri mentre si recava all'ufficio postale. Al 112 i vicini che lo avevano visto muoversi dall'abitazione avevano già telefonato più di qualche volta. I militari lo hanno fermato, identificato e hanno notato che il suo nome compariva nelle liste delle persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena che vengono forniti ai comuni. A quel punto l'uomo, 65 anni, è stato denunciato con l'accusa di epidemia colposa. Sono sempre di più le segnalazioni di questo genere, anche le autorità non riescono a capire se si tratti di una situazione di stanchezza, la gente non ce la fa più a sopportare queste imposizioni, o se sia casi di leggerezza, casi di un po' di incoscienza, perché naturalmente una persona positiva che se ne va alle poste sicuramente ha sbagliato qualcosa nell'approccio rispetto al problema che stiamo vivendo. Nei nostri telegiornali quasi quotidianamente ci sono segnalazioni di questo genere. Ora passiamo alla cronaca un po' più spicciola, se così si può dire. Parliamo di un incendio a Casal Serugo. L'incendio si è sviluppato all'interno della canna fumaria e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione a Casal Serugo. Paura nella notte in via Gruato. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. I pompieri arrivati con l'autopompa hanno prontamente spento le fiamme, evitando che si propagassero all'interno dell'abitazione dove vive una famiglia. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore con il raffreddamento della canna fumaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Mettiamo da parte adesso la cronaca e andiamo a vedere la situazione regionale legata all'emergenza coronavirus con le ultime dichiarazioni del presidente Zaia, che sono quelle dell'ultima conferenza stampa, che ha fatto il punto anche sulle vaccinazioni. Sono arrivate questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità a Roma le 47.000 dosi di vaccini Moderna che verranno distribuite alle regioni nelle prossime ore con i mezzi messi a disposizione da Poste Italiane. Sarà data priorità ai territori con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Ora si attende il via libera di EMA anche per AstraZeneca, un via libero che dovrebbe permetterci, spiega Zaia, di fare più vaccinazioni di massa. In 4 mesi dovremmo comunque riuscire a farlo, se noi facciamo un paio di milioni ogni 2 mesi, 4 milioni in 4 mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio estate,
si sia fatto sostanzialmente il giro di boa. Vaccinazione in Veneto arrivata al 96%. Gli over 70 nel frattempo saranno immunizzati entro aprile. Secondo Zaia, sentiti il ministro Speranza e il commissario Arcuri, non ci sarebbero problemi per la fornitura. Il tema di un virus mutato è una realtà e la preoccupazione è reale. In Veneto un caso da studiare, quello di una famiglia di 3 persone distrutta dal virus. Noi abbiamo avuto una segnalazione di 3 familiari, 52 anni terapia intensiva, una quarantina d'anni un decesso e il terzo familiare terapia intensiva. Sono delle cose inspiegabili e ho chiesto subito che si vadano a recuperare i tamponi di questi 3 cittadini per provare a sequenziare e capire se c'è qualcosa di diverso. Nel frattempo in Veneto la curva dei contagi ha registrato una lieve flessione. Se andiamo con questo dato sicuramente siamo i più alti d'Italia, ma la nostra incidenza è del 4%, la media nazionale sarà del 14% e ci sono un sacco di regioni che sicuramente hanno incidenza più alta. Il cambio di rotta però può essere repentino, non è terrorismo, tuona Zaia. Se scegliessimo un libera tutti la conseguenza sarebbe drammatica. Non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Restano sull'altro fronte le difficoltà delle imprese, chiuse da mesi. Ribadita al governo la richiesta di provvedere ai ristori in contemporanea al nuovo DPCM. Di certo anche il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca. Un DPCM che, stando alle ultime riunioni, dovrebbe contenere una nuova indicazione sulle fasce, quella delle regioni ad alto rischio. Anche di questo si parlerà nel nuovo vertice Governo-Regioni previsto giovedì mattina alla vigilia del documento finale. Le nuove fasce arriveranno probabilmente, quasi certamente, venerdì, quindi mancano pochi giorni per sapere che cosa accadrà dalla settimana prossima anche in Veneto. Noi cosa accadrà adesso lo sappiamo perché mandiamo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto. Abbiamo sentito le ultime notizie da Padova con un po' di novità di cronaca, quella più clamorosa, se così si può dire, quella una notizia legata al fatto che un pensionato si è recato in posta pur essendo positivo e sapendo di esserlo al coronavirus. Sono cose che purtroppo succedono sempre più spesso. Poi abbiamo parlato anche di un incendio, tutto il resto della cronaca lo vedremo nei telegiornali delle nostre emittenti questa sera. Adesso dovremmo riuscire a collegarci fra pochi istanti con il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, dove c'è la nostra Vanessa Banzato che si è recata sul posto perché oggi avrebbe dovuto chiudere per la prima volta il ponte. Ricordiamo che il Monumento Nazionale sarà chiuso per molti giorni da qui a maggio per l'ultima fase dei lavori di restauro. Ormai lavori che sono arrivati quasi alla fine, si vede la luce in fondo al tunnel, almeno in questa situazione, quella del restauro del Ponte Vecchio, ponte che doveva chiudere, ma pare che il ponte oggi invece sia aperto, quindi non capiamo se ci sia stato qualche difetto di comunicazione o qualche rotella dell'ingranaggio di questi interventi che si è fermata. Appena avremo il collegamento con Vanessa Banzato vi spiegheremo che cos'è successo. Nel frattempo, finché aspettiamo l'ingresso in Skype della nostra collega, vi ricordiamo che alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Punto stampa che oggi sarà molto importante perché c'è tantissima carne al fuoco. Si è parlato ieri dei vaccini, lo abbiamo visto, e anche il servizio che avete visto poco prima della pubblicità. Ricordiamo che era un servizio relativo a informazioni di ieri mattina, quindi i vaccini erano arrivati ieri e Zaia oggi ci dirà come prosegue la campagna vaccinale in Veneto. Allora, non abbiamo ancora notizie del collegamento da
da Bassano. Quindi diamo un'occhiata, parlando sempre di sanità, alle ultime dichiarazioni dell'assessore Lanzarin, assessore alla sanità, lo ricordiamo, sui tamponi, con i numeri dei medici di base e delle farmacie. Positivo l'incontro tra l'assessore Lanzarin e i medici di base per esaminare i dati dei tamponi effettuati, ma è stata anche l'occasione per affrontare la questione dei vaccini. È chiaro che i medici di medicina generale, i medici di famiglia saranno coinvolti nella vaccinazione, ci sarà quindi un accordo specifico su questo, non sappiamo se ci sarà un accordo nazionale. Però in qualsiasi caso noi faremo un accordo regionale in cui appunto definiremo modalità. Serve però un vaccino che non abbia bisogno della catena del freddo come AstraZeneca e che possa essere somministrato dai medici stessi, ma anche nelle farmacie, da specializzandi e da medici in pensione, e il contingente che dovrebbe arrivare dal bando nazionale di Arcuri. Lanzarin ha poi reso noti i numeri dei tamponi effettuati dai medici di base. Sono stati effettuati al 31/12 171.000 tamponi, quindi il 66% rispetto oggi al consegnato. Di questi 171.000, il 14% ha dato esito positivo e l'85-55 esito negativo. E sono state quindi emesse circa 122.000 provvedimenti contumaciali, ossia il provvedimento di quarantena o il provvedimento di isolamento. Poi ci sono i tamponi effettuati nelle farmacie. Al momento hanno aderito 200 su 1440. La differenza è che mentre dai medici di base si reca chi ha sintomi o ha avuto contatti stretti, in farmacia può andare chiunque, senza ricetta e al costo di 26 euro. Il dato all'11, quindi a ieri, sì, oggi siamo il 12, sono di 4.023 tamponi effettuati. Di questi 4.023 tamponi effettuati, 268 sono positivi e 3.751 sono negativi. La farmacia deve comunque registrare nel nostro portale l'esito e il caso positivo deve comunque dare raccomandazione di contattare il proprio medico di famiglia, ma parte in contemporanea anche la segnalazione al SISP. Queste erano le ultime informazioni sui tamponi con l'assessore alla sanità della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin. Adesso vediamo che sta arrivando in collegamento la nostra Vanessa Banzato, che con Cristiano Facca è sul Ponte Vecchio, detto anche Ponte degli Alpini, per le ultime novità. Il ponte oggi doveva essere chiuso per la prima volta per l'inizio dell'ultima fase dei lavori, una serie di chiusure fra blocchi temporanei e blocchi totali che porteranno fino a maggio. Adesso noi abbiamo giusto un paio di minuti. Vanessa, buongiorno, ci senti? Buongiorno Ferdinando e ai nostri telespettatori. Allora, oggi è il fatidico giorno in cui dovrebbe esserci la chiusura del ponte, si legge chiaramente nel cartello 13, 14 e 15 gennaio, ponte chiuso dalle 8 alle 17. È il 13 gennaio, siamo in diretta e come si può vedere il ponte è tutt'altro che chiuso. Questa cosa fa un po' riflettere, fa un po' pensare, perché insomma le comunicazioni che sono state date sia dal Palazzo Municipale che da noi, perché appunto la divulgazione della notizia è stata doverosa, è stata data appunto oggi, in teoria il ponte doveva essere chiuso e aperto, non si sa perché. Non sappiamo ancora che sia successo, magari è possibile che sia stato qualche inconveniente, comunque cercheremo di fare senz'altro luce sulla questione. Tra l'altro oggi abbiamo fatto un giro rapido in centro a Bassano per capire un po' l'umore di baristi ed esercenti in vista proprio delle modifiche al prossimo DPCM, in cui si chiede il blocco dell'asporto dei bar dalle 18 in poi. Di conseguenza abbiamo sentito proprio alcuni baristi che davvero dicono: per noi questa è l'ennesima batosta, non ce la facciamo più. E quindi insomma abbiamo cercato di capire un po' la situazione in centro a Bassano. Per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Torniamo in studio, ringraziamo Vanessa Banzato. La considerazione su questa apertura
non prevista e comunque legata alle ricadute su chi lavora nella zona del ponte, perché magari avendo ricevuto la comunicazione della chiusura di oggi, esercenti e commercianti si sono organizzati per tenere chiuso la mattina, magari aprire a una certa ora del pomeriggio, e invece ci si trova col ponte aperto con tutte le conseguenze, quindi per il passaggio di persone, magari qualcuno che doveva fare delle commissioni, qualcuno che voleva fermarsi in qualche negozio e poi ha trovato chiuso. Non sono cose semplici in questo periodo già complicato dall'emergenza coronavirus. Detto questo, noi ci prepariamo all'ultimo blocco pubblicitario, qualche minuto giusto prima di andare in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, dove Luca Zaia sarà in conferenza stampa fra pochi minuti. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti, meno di 10 minuti, saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove è in programma il consueto punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia. Come dicevamo, tanta carne al fuoco oggi, sia sul versante del coronavirus, con le immediate ricadute della presentazione dei nuovi DPCM dello stato dell'arte in Italia da parte del Ministro Speranza, che ha riferito in Parlamento questa mattina alle 9:30. In teoria questo pomeriggio dovrebbe parlare anche al Senato, anche se non dovrebbero esserci molte variazioni su quanto è stato detto questa mattina. L'altra notizia di giornata che tiene tutti col fiato sospeso è la possibile, plausibile a questo punto, crisi di governo che potrebbe iniziare già da questa sera, quindi tanti temi sia locali che nazionali. Prima di andare a vedere le novità da Marghera, però vediamo cosa dicono i padovani dell'ipotesi di una nuova zona rossa in arrivo. Zona rossa sì o no? Zona rossa no, assolutamente, non ci possono chiudere dentro casa. Poi io alla mia età devo muovermi fuori. È assurdo portarsi dietro l'autocertificazione per andare a messa, per dire. Lei non ne può più, insomma. Non ne so più. No. Perché? Perché? Perché è difficile dire perché, ma bisogna tener conto anche dell'economia, perché se muoiono poi tanti a causa dell'economia, dove andiamo a finire? Che decidano loro, guardi, io sono anziana e sto a casa volentieri. L'importante è che serva e che venga fatto nella maniera giusta, e siamo disposti a fare questo sacrificio. Essere zona rossa perché comunque forse si abbassano i casi di Covid, però è anche vero che sta morendo tutto, quindi è un 50-50. Io sono un ex commerciante e ho il cuore spezzato per quello che sta accadendo. Se necessaria sì. Siamo disposti a sacrificarci ancora? Bisogna. È necessaria. Secondo lei? Sì, assolutamente. Tenere a casa sta gente che va in giro a bere. Questo è un po' il mood di questo periodo, chissà perché sono in molti a dare, tra virgolette, perdonateci l'espressione, la colpa a qualche altra categoria o a una presunta categoria, in questo caso di quelli che vanno a bere. Sarebbe stato bello capire che cosa intendeva questa persona. Comunque è il segno di un certo nervosismo, se da una parte la gente dice sì, è giusto chiudere tutto per uscire una volta per tutte da questa situazione, dall'altra è molto particolare che si vada comunque alla ricerca delle colpe da parte di qualche altro gruppo, qualche altra categoria. Nel frattempo arriva un'ANSA che ci conferma che la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile è inevitabile. Lo dice il Ministro alla Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid, perché, dice Speranza, quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile lo stato di emergenza. Questo ha detto il Ministro poco fa alla Camera. Visto che parliamo di dati, di curve, di parametri,
Andiamo a vedere le tabelle diffuse dall'azienda Zero della regione del Veneto sull'epidemia in Veneto, quindi vi accompagniamo fino all'arrivo di Zaia con gli ultimi dati disponibili, che lo ricordiamo sono quelli di ieri sera. Quelli di oggi arriveranno con il Presidente fra pochi istanti. Eccoli qua, grazie alla regia di Alessandro Costacurta e Fabio Verin. Vediamo la situazione, lo ricordiamo a ieri sera. Allora, ieri sera c'erano 82.782 persone positive in Veneto, questo è un dato in netto calo ormai da giorni. La curva in questo caso sta davvero denotando una flessione, non è una flessione forte, decisa come si sperava, ma comunque è una flessione, anche perché i nuovi positivi delle 12 ore pomeridiane di ieri sono 701, ci piacerebbe dire solo 701, ma questa è la useremo più avanti, il solo. Sono 701, sono molte meno comunque rispetto alle 2005 che eravamo abituati a vedere. Dall'inizio dell'emergenza sono risultate positive al coronavirus in Veneto 290.000 persone, 536. 7.667 i morti, anche questa è una colonna di questa tabella, non sono numeri, sono persone, sono drammi, famiglie che perdono qualcuno e purtroppo bisogna farci i conti quotidianamente, ma è un numero che tende a calare molto, molto lentamente. Sono 200.087 invece le persone che si sono negativizzate dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella finché aspettiamo il Presidente Zaia, perché è molto molto importante, perché ci fa capire lo stato della sanità in Veneto. Allora, sono 3.029 le persone ricoverate in area non critica, di queste 2.005 sono ancora positive al coronavirus, 446 si sono negativizzate e anche questo rapporto sta un po' cambiando rispetto ai giorni scorsi. Sono 367 le terapie intensive impegnate, di cui 342 con persone positive e 25 con persone che si sono negativizzate nel frattempo. E qui è il delta cosiddetto, la differenza rispetto alla rilevazione precedente, che lo ricordiamo è quella di ieri mattina, con 13 ricoverati in meno in area non critica e addirittura 17 ricoverati in meno in terapia intensiva, un dato molto importante perché conferma questa flessione, conferma l'inversione di tendenza di cui si parla con tutta la scaramanzia, l'attenzione del caso ormai da giorni. Purtroppo invece il delta decessi, ovvero il numero delle persone che hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri con il coronavirus, resta sempre troppo alto rispetto a quello che vorremmo vedere. Abbiamo un 57 decessi nel pomeriggio di ieri che continuano a essere troppi. Questa è la fotografia dell'emergenza coronavirus rispetto a ieri sera. Avessimo davanti un parametro, ma forse riusciamo a farvelo vedere dalle tabelle che avevamo. Comunque intanto ve lo spieghiamo noi, ma è arrivato Zaia, ve lo spiega meglio lui. Siete pronti ragazzi? Sempre pronti. Buongiorno. Allora partirei col bollettino e farei anche veloce. C'è il dottor Flor che poi vi dà un po' un punto nave rispetto alla situazione sanitaria. 3.512.186 molecolari e 2.176.678 tamponi rapidi. Il totale dei tamponi fatti in queste ore ci ha dato, negli ultimi 24 ore, ci ha dato 1.884 positivi. 1.884. I tamponi sono 54.121. L'incidenza dei positivi è 3,48%, quindi si sta abbassando ancora. Ovvio che noi nel bollettino nazionale avremo oggi che siamo i primi in Italia per numero di positivi e nessuno scriverà che abbiamo fatto 54.000 tamponi. E poi 54.000 tamponi, oltre ad essere un servizio che si dà ai cittadini, è anche un piano di sanità pubblica, cioè cercare positivi il più possibile.
I positivi ad oggi sono 81.970. Dall'inizio della crisi sono 291.719. Totale ricoveri 3.348. Così suddivisi. 2.988, meno 40 in area non critica, e in terapia intensiva 3,60, meno 31. Siamo al 13° giorno di calo, come vi dicevo ieri. Purtroppo i morti sono 7.684 più 91. I dimessi sono 12.230, ne abbiamo dimessi 200 anche ieri. I vaccini abbiamo in carico ad oggi, dal primo giorno, 81.998 dosi. Siamo al 70,15 perché sono arrivati ieri e l'altro ieri, insomma stiamo parlando che verranno aggredite, ovviamente velocemente somministrate. Adesso siamo già nella fase, dopo ve lo dirà il dottor Flor, siamo già nella fase dei primi richiami, perché il 27 abbiamo fatto le prime 870 dosi, quindi arrivano già i richiami dopo i 21 giorni. Arrivano in Moderna, penso oggi, 7.800 dosi, e ovviamente sapete che in Moderna verranno distribuiti in percentuale alla popolazione over 80. Questo è l'intendimento, vuol dire che in base alla popolazione over 80 che hai, ogni regione avrà la sua quota rispetto al totale dei vaccini Moderna che verranno distribuiti. In generale, guardate, io penso che sia fondamentale continuare a dire ai cittadini di non abbassare la guardia. Sì, è vero che sono 13 giorni di calo, però è altrettanto vero che la situazione può invertire tendenza e rotta in qualsiasi istante. Lo abbiamo visto già purtroppo in molte comunità a livello internazionale. Pensate che la Germania, ve lo dicevo anche ieri, è in lockdown totale dal 16 dicembre, ha una curva che, se la vedete, sembra la salita della montagna russa prima dell'inizio della discesa, quindi al massimo picco di curva c'era la Germania. Gran Bretagna avete visto, ma vedo purtroppo vedo regioni che hanno fatto restrizioni, a differenza del Veneto, che hanno ripreso il contagio, e quindi anche in Italia si sta rimuovendo, per cui nessuno è escluso, c'è poco da cantar vittoria. Lo dico perché, se da un lato mi piacerebbe rassicurare i cittadini, e penso che insomma da sto incubo vorremmo uscirne velocemente, spero sia così e il vaccino ci darà una mano, dall'altro devo anche dire che l'unica cosa da non fare oggi è pensare che sia finita. Quindi ai cittadini dico: evitate di andare negli assembramenti se non è strettamente necessario. Uno dice: ma cosa vuol dire? Vuol dire che se devi andare al supermercato cerca di sceglierti un orario buono e vacci una volta alla settimana, non andarci 8 volte alla settimana perché si è dimenticato il latte, si è dimenticato le uova. Cioè, meno affrontiamo folle, meglio è. Stiamo continuando con le sequenziazioni e nella speranza di avere ancora più spiegazioni. Ripeto, tutti quelli che hanno una soluzione ce la facciano per venire per iscritto. Per noi ci siamo stancati di sentire il mondo intero che sa come si risolve il problema, ma poi sapete, lo dico sempre, quando tu vedi qualcuno parlare, parlo in generale, non mi riferisco a qualcuno, parlo anche a livello nazionale, che si vede spesso, commentatori eccetera. Quando li ascolti pensa sempre che responsabilità hanno. Cioè, l'importante è avere una responsabilità, perché parlare tanto per parlare, tanto non rispondi mai di nulla. Capite che è un sistema molto facile, no? E anch'io potrei parlare dello shuttle e di come si può organizzare una missione, ma tanto anche se dicessi delle castronate, comunque non avrei nessuno che mi viene a chiedere conto, perché non ho nessun impegno giuridico rispetto a questo. Noi abbiamo i pazienti, abbiamo i malati,
e quindi il dottor Flor sta seguendo da vicino assieme all'assessore Lanzarin questa partita. Ancora oggi vi ricordo che a differenza di marzo abbiamo deciso di non chiudere le prestazioni e tutti fanno l'esempio con marzo, però varrebbe la pena ricordare che rispetto a marzo di fatto noi non abbiamo chiuso nulla. Vale la pena ricordare che a marzo potevamo contare i posti di terapia intensiva anche di quelli non Covid liberi, perché comunque non li caricavamo. Oggi invece abbiamo deciso di affrontare questa seconda fase lasciando le prestazioni. Infatti abbiamo più di 7.000 pazienti non Covid in questo momento, erogando con non poche difficoltà le prestazioni. Chiudo ringraziando i nostri uomini e donne della sanità che stanno soffrendo da mesi ormai, è da febbraio che si portano avanti questa tragedia, finirà, però loro vanno ringraziati perché, diciamo, escludendo quelli che si sono persi nelle polemiche e pensando a quelli che hanno pensato al fatto che dobbiamo fare lavoro di squadra, penso che il merito sia assolutamente di una squadra. Sono 60.000 dei quali 11.000 medici, poi abbiamo gli operatori sociosanitari, gli infermieri, insomma tutti quelli che lavorano nella sanità, e poi c'è una regione che ha dato un'organizzazione a questa sanità. Io direi con orgoglio che è bene ricordare che noi non lasciamo a terra pazienti. Per questo io, quando qualcuno veniva qui a fare domande o ci sparava a livello nazionale tentando di descriverci come Bergamo, dicevo sempre: guardate che noi non lasciamo a terra pazienti, e voi siete testimoni, non c'è nessuno che vi ha contattato dicendo che non è stato preso in cura. Quindi penso che sia fondamentale guardare avanti, ce la stiamo mettendo tutta. Ringrazio i veneti per l'impegno che ci stanno mettendo e chiudo con un pensiero alle attività produttive. Guardate, io non sono scandalizzato delle proteste che fanno, guardo con attenzione quello che sta accadendo, mi metto nei panni di tanti operatori che non sono solo bar e ristoranti, penso alle palestre ad esempio, tanto per citare una categoria, ma penso anche ai tanti negozi che vivono come si può dire, di mobilità, nel senso che un negozio, se ha i confini chiusi, lavorerà molto di meno rispetto a un negozio che non ha i confini chiusi. Tutte queste proteste nascono da un fatto che se i ristori ci fossero reali e ci fossero in tempo reale, penso che nessuno penserebbe di riaprire. Io spero che si risolva velocemente questa partita dei ristori. Il governo ci ha garantito in più occasioni di fare in tempo reale assieme al DPCM un decreto ristori, chiedendo la votazione dello scostamento. Penso che il Parlamento non abbia riserve nel votare lo scostamento. È fondamentale dare i soldi a questi operatori, che non è che vogliono la luna, chiedono semplicemente di poter tenere in vita le loro aziende, di poter avere i soldi per un pezzo di pane, pagare i loro lavoratori e pensare di ripartire. Guardate, ci sono molte di queste aziende che non riapriranno più. Quindi un pensiero di vicinanza a loro, coscienti del fatto, siccome sono persone per bene, l'unica cosa che chiedo e auspico che qualsiasi forma di protesta sia, ma so che lo fanno, sia assolutamente rispettosa delle regole della sanità, perché protestare è un diritto di tutti, è inviolabile. Lo dico anche per quelli che vengono sotto casa mia, a parte il fatto che potrebbero andare da un'altra parte a protestare. No, ma guardate, sale della democrazia la protesta, guai se non ci fosse, però c'è da dire che dobbiamo fare in modo comunque che la protesta non si trasformi in contagio, quello sì. Per il resto è giusto che siano rispettate queste proteste e che il governo ne tragga la necessità di provvedere subito a mandare i ristori a questi operatori, che peraltro, e ho chiuso, non fanno solo un sacrificio personale, lo fanno per la comunità, perché in un mondo nel quale tanti sono aperti e pochi vengono chiusi, penso alle piste da sci ad esempio, no? O penso al sacrificio che fanno i ragazzi che non vanno a scuola. Ecco, ricordiamo che queste sono categorie che fanno un sacrificio a nome della collettività, visto che siamo in un mondo nel quale si parla sempre di senso civico. Questo è il senso civico, però non possiamo pensare che uno che fa un sacrificio in nome e per conto di una comunità debba anche morire in nome e per conto della comunità. Questo no, noi tutti abbiamo l'obbligo di aiutare questi operatori.
Io ho finito, c'ho domande e poi passo al dottor Flor. Filippo, Pederiva, Parisi, Pettenò e poi vediamo. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno. A proposito di quest'ultimo capitolo, no? Questa protesta Io Apro che è stata annunciata per venerdì, ricordo magari per chi non ne fosse a conoscenza che si tratta di una iniziativa autonoma di riapertura dei ristoranti, dei bar da parte di un insieme di esercenti, una protesta nata sui social che intendono riaprire l'attività al pubblico in segno appunto di protesta. Lei ha detto protesta legittima purché si rispettino le regole sanitarie. È difficile rispettare le regole di sanità che vietano l'ingresso di clienti in un bar e la consumazione in un bar o in un ristorante se appunto il segnale di protesta è questo, cioè se il contenuto della protesta è questo. Non crede che sia inevitabile in questo caso una violazione delle regole? Ma guarda, io penso che debba essere evitato intanto di far partire la lotta tra guardie e ladri. Penso che va compreso fino in fondo con il buonsenso un momento di difficoltà, perché si sta presto a fare le scelte col portafoglio degli altri. Penso che non bisogna neanche, e a loro va dato merito di non essersi fatti strumentalizzare politicamente, perché questa è una, come si può dire, è un'iniziativa che parte dalla loro base, non c'è politica dietro, e penso anche che sia fondamentale ricordare, io ho visto delle dichiarazioni che penso che siano state fatte da operatori della ristorazione civili che hanno parlato loro per primi della necessità di farlo nel rispetto, diciamo, comunque del distanziamento o di altro. Insomma, li abbiamo visti nelle piazze quando è stato 2 mesi fa, col primo DPCM, si sono riuniti, hanno mantenuto il distanziamento e le mascherine. Dopodiché, ragazzi, stiamo parlando di un problema che non esisterebbe se ci fossero i ristori. È inutile che facciamo finta di non capire qual è il problema. Non lo dico a voi, lo dico in generale, sembra quasi che questa sia una protesta nata. Va preso atto che se ci fosse il ristori non staremmo qui a parlare della protesta. Ecco, un'altra questione di immediata attualità. Prego. Questi segnali di crisi di governo, anche se vogliamo questi segnali contraddittori, notizie frammentarie, riunioni, vertici notturni, dichiarazioni, e al di là del fastidio che questo può creare nella gente in un momento di sofferenza del paese, questi intrighi di palazzo, lei ha contatti di lavoro quotidiani con esponenti del governo. La sua impressione e soprattutto tutto questo potrebbe avere degli effetti negativi nella catena decisionale sul fronte pandemia che ha tanti aspetti, come sappiamo, ha tanti risvolti. Ma guarda, lo dice uno che è un inguaribile sostenitore del fatto che il popolo debba essere sempre al centro delle scelte, no? Quindi uno direbbe si va a votare. La verità è che in un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale mi sembra abbastanza traumatico, no? Penso che c'è chi ha posto una questione, ma lo guardo da fuori, leggo anch'io i giornali, c'è chi ha posto una questione ragionevole a meno, io non discuto di questo, facendo partire questa crisi di governo. I toni che vengono utilizzati da alcuni ministri nei confronti del Presidente del Consiglio mi fanno capire che ormai il livello di rispetto personale e di fiducia, il rapporto fiduciale sia cessato e quindi siamo in una fase di agonia trascinata. Penso che le alternative siano solo 2, immagino per il Capo dello Stato. O Conte si fa il terzo governo, una nuova maggioranza, o una maggioranza che troverà, oppure ci sia un cambio al vertice e ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio. Vedo l'ipotesi delle elezioni molto remota, sinceramente. Ma queste sono opinioni personali di uno che si occupa di Covid tutti i giorni, non di poltrone di politiche. Grazie. Prego.
Pederiva, Parisi, Petenò. Grazie, Angela Pederiva, il Gazzettino. Buongiorno Presidente. Il Ministro Speranza questa mattina è intervenuto alla Camera per dare alcune anticipazioni sul contenuto del DPCM che dovrebbe essere varato questa sera e entrare poi in vigore il giorno 16 gennaio. Ha citato 12 regioni a rischio elevato e altre 8 invece a rischio moderato, di cui 2 con progressione comunque alta. Dov'è il Veneto in tutto questo e che ragguagli avete avuto sui criteri? Non lo so, immagino che gli indicatori ci mettano a rischio elevato, non ve lo so dire, a prescindere da quello che sta accadendo da 13 giorni. Ma il vero tema è l'importante è che i coefficienti, le valutazioni che farà l'Istituto Superiore di Sanità si basino su dati omogenei. Perché se il tema è l'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti, penso, a parte il fatto che lo stesso Ministro ha detto su questo non si ragiona, penso, o piuttosto che il numero di positivi al giorno, voi che avete vissuto assieme a noi questa avventura capite che è una roba inutile. Quindi i dati, guardate, sapete qual è il vero dato concreto? L'ospedalizzazione. Sull'ospedalizzazione non c'è, il tot, la percentuale di ospedalizzati sugli abitanti, sui 100.000 abitanti, quindi non ti sbagli neanche se vuoi e vedi subito se c'è qualcosa che si discosta. Ad esempio noi abbiamo una regione che è la sesta, se non ricordo male, in Italia per ospedalizzazione, cioè vuol dire che ci sono 5 regioni che stanno ospedalizzando più di noi, magari delle quali non si parla. Da quanto ha detto Speranza, il criterio dell'incidenza dovrebbe valere solo per l'individuazione della zona bianca, quindi 50 contagi ogni 100.000 abitanti, peraltro al momento nessuna regione rientrerebbe dentro. Ma a prescindere da quello, ripeto, se i dati non sono uniformi, anche se il Veneto fosse in zona bianca, ma dipende sempre da quanti tamponi fai. Finiamola di raccontare le bugie ai cittadini. Non possiamo, come mi ha detto il dottor Miozzo, il presidente siamo davanti a un paradosso, è il paradosso della virtuosità, cioè fai tanti tamponi e diventa un paradosso, no? Che i tanti tamponi ti puniscono, il che spieghiamo ai cittadini, siccome ogni tanto c'è qualcuno che voi sapete che io dico sempre quello che penso, non è che noi abbiamo le restrizioni perché abbiamo tanti tamponi, magari fosse così, chiudiamo il rubinetto e è finita lì. Cioè, le regioni che sono in difficoltà è perché hanno l'ospedalizzazione, da noi i pazienti non vengono in ospedale perché hanno il tampone, vengono perché non respirano più. Queste leggende metropolitane le potete raccontare su Topolino o da altre parti. Noi abbiamo 3.400 pazienti che se non hanno l'ospedale rischiano di morire, al di là dei sintomi che possono avere lievi, medi, intensi, importanti, critici, ma sono persone che hanno bisogno di un ospedale, che non c'entra niente con i tamponi. E lo ripeto alla nausea, lo ripeto a tutti quelli che fanno le considerazioni, ma fuori, ve l'ho detto anche ieri, c'è il sole, io sono venuto in autostrada anche oggi, è pieno. Uno dice, ma Zaia di cosa sta parlando? La regione, il dottor Flor. Cioè, vi ricordo che tutti i sistemi sanitari nel mondo rischiano di andare in tilt e alcuni sono andati in tilt, il che vuol dire che se ti viene un infarto rischi di non trovare neanche la porta dell'ospedale aperta. Ho reso l'idea. Quindi noi dobbiamo fare in modo che la gente non si ammali per finire in ospedale. Se dopo la scelta della comunità è quella di dire non ce ne frega niente, però a quel punto deve essere una scelta, capite, io non la condivido, ma diventa di una responsabilità estrema pensare che lasciamo tutto libero e succeda quel che succeda, perché se si sceglie così noi andiamo al collasso nel giro di un paio di mesi, noi possiamo garantire che andiamo al collasso, ma non perché non siamo bravi, gli altri vanno al collasso prima di noi, cioè perché non riusciamo oltre un certo numero, funziona così. Sì, gli ospedali hanno un loro dimensionamento, non è che sono fatti per ricoverare 4.900.000 veneti. Le chiedo allora e chiudo un ultimo chiarimento sui dati relativi al ricovero. Ha citato per il 13° giorno di fila il progressivo calo della curva della terapia intensiva, però sappiamo che quelle possono essere non solo dimissioni ma anche purtroppo morti, cioè letti che si liberano per il decesso del paziente. È stato fatto uno studio, non so se posso chiederlo lei al dottor Flor, su per esempio appunto oggi i meno mi pare 31 ricoveri in terapia intensiva, se hanno qualcosa a che vedere con i più 91 morti. No, ma c'è lo studio, e poi Flor ve lo dice, anche qui. Spieghiamolo bene questo dato, poi il dottor Flora è molto più preciso di me, più preparato di me. Noi abbiamo un dato degli ingressi e delle uscite,
Quando vediamo che gli ingressi calano rispetto alle dimissioni, vuol dire che c'è l'inversione di tendenza, e così ce l'abbiamo ad esempio sull'area non critica. Cioè le curve degli ingressi e delle dimissioni si stanno invertendo, ma fino a 13 giorni fa gli ingressi erano superiori alle dimissioni, cioè non è che si svuotano le terapie intensive e muoiono tutti, è che noi abbiamo meno carico di prima. Sì. Parisi, Petenò. Perché del resto, peraltro, parallelamente stanno diminuendo le aree non critiche. Quante volte vi ha detto il dottor Flor? Finché non calano le ospedalizzazioni non critiche, non caleranno le terapie intensive, perché il passaggio sine qua non, in molti casi, per passare alle terapie intensive. L'assessore Lanzarin non c'è perché è in videoconferenza col governo per il piano pandemico. Parisi. Presidente, buongiorno. Anna Maria Parisi, Gruppo Media Nord-Est TV. Una questione, la prima. A breve anche Federfarma Veneto presenterà a Mestre, in una farmacia di Mestre alle 13:30 a breve, il test dell'autodiagnosi per il Covid. Ora, mi chiedevo, vista la questione del contact tracing, come avverrà poi con la positività degli eventuali test, con il cumulo dei dati della regione? Sì, ha confermato, l'assessore Lanzarin ha fatto assolutamente l'accordo, prevede comunque che ci sia tutto segnalato, no? I negativi, i positivi, tanto è vero che ieri ha dato i dati. Ok, no, quindi io prendo il tampone e lo faccio a casa, in autonomia? Non si può fare a casa in autonomia perché non è autorizzato. Immagino presentino un'autosomministrazione vigilata che quindi fai lì in farmacia. Oggi non è, da quello che so io, se non è cambiata la norma stanotte. Si parla di test dell'autodiagnosi. Sì, ma l'autosomministrazione da banco non è ancora autorizzata in Italia. Allora, vista questa precisazione, poi un'altra questione per quanto riguarda il vaccino con gli operatori sanitari, considerata l'autonomia delle scelte di ciascuno e la non obbligatorietà, ma anche il criterio di salute pubblica, come ci si regola nei confronti degli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino? È un loro diritto. Punto. A parte il fatto che c'è un'alta adesione, gli operatori sanitari arrivano al 90%, abbiamo invece qualche problema in più nelle case di riposo, dove c'è chi non vuole fare i vaccini in maniera più importante rispetto alla sanità, agli ospedali. Ma fra l'altro c'è un'alta adesione tra gli operatori sanitari della sanità del Veneto. Il problema si pone nell'RSA dunque? Di più nell'RSA, ne abbiamo già parlato, nel senso che nell'RSA c'è opera di coinvolgimento, però giustamente poi rientra nelle prerogative di un operatore non farsi il vaccino. Perché no? Siamo in un mondo libero, non hanno detto che bisogna dire così. Fulvio Pettenò, Rai TGR Veneto, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha sentito il ministro Speranza? No, non l'ha sentito. In ogni caso parlava appunto di questa situazione epidemiologica grave, lanciava l'allarme, appunto siamo in un'epidemia di nuovo in espansione e più o meno lei, sono aspetti che lei ben conosce perché col ministro Speranza la confronti, ma rispetto a quanto viene detto per le prospettive, voi avete già altri incontri tra governo e regione? Sì, domani mattina alle 8:30. E sarà un incontro che definirà anche alcune prospettive per quanto riguarda le fasce regionali? Riguarderà il DPCM, quindi domani mattina alle 9:30, scusate, parleremo sicuramente nell'incontro ancora di DPCM e quindi delle ultime proposte che avrà affinato il ministro Speranza rispetto alle misure. Considerate che secondo me è sbagliato che qualcuno possa accarezzare l'idea che l'Italia possa restare un'isola felice in un'Europa che sta crescendo molto. Quindi dovremo avere la massima attenzione perché una terza ondata c'è ed è in corso. Vi ricordate quando vi dicevo che noi abbiamo 2 settimane di ritardo? Andate a vedere i dati di alcune regioni che si ritenevano ormai in calo e fuori,
da questa tragedia, che hanno ripreso alla grande a crescere, sia sul fronte dei ricoveri che della mortalità. Il Ministro ha parlato anche, appunto, serve più unità in questo periodo, unità anche politica. Su questo lei che valutazioni dà? Do la valutazione che in questo momento ci vuole senso di responsabilità, lo dice una persona che ha sempre sostenuto che il voto sia sanificatorio. In un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale la vedo veramente tragica, anche perché conosciamo quali sono le modalità di questo Paese nell'affrontare le campagne elettorali. Ma a parte il fatto che non ci sono neanche le condizioni, col divieto di assembramenti, con le zone eccetera, non ho capito che campagna sarebbe poi, oltretutto. E che prospettiva lei vede su questa situazione per quanto riguarda il Veneto, anche rispetto alle possibili decisioni che verranno e alle indicazioni che vengono dalla CTS? Ma l'unica cosa che io so ad oggi è che noi avremo la zona arancione, dopodiché se ci sono delle variazioni nella scelta del CTS ci dovranno essere documentate per capire quali saranno le fonti. Di certo è che se la fonte è il dato dell'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti a settimana, è un dato che noi non condividiamo, perché è chiaro che da noi è più alto perché facciamo più tamponi, ma è matematico, non è un alibi. E c'è l'aspetto stabilizzazione, lei c'è una lieve diminuzione dice, di ricoveri, però c'è la preoccupazione appunto di trovarsi poi in difficoltà in una situazione epidemiologica di virus che è in espansione. Sì, guardi, noi non dobbiamo abbassare la guardia. È pur vero che da 13 giorni calano i ricoveri e le terapie intensive, ed è altrettanto vero che l'indice dei positivi sui tamponi fatti, come ad esempio oggi, è il 3,48% contro un 14% nazionale. È anche probabile, per dare un segno di speranza, se così lo vogliamo definire, che noi abbiamo pagato il duro conto prima degli altri e adesso magari approfitteremo di questa fase di discesa mentre gli altri andranno in risalita. È probabile, perché comunque da noi ha battuto tanto questo virus, abbiamo 3.400 ricoverati e sulla mortalità abbiamo pagato un caro tributo. Staremo a vedere le prossime settimane. Se i veneti continuano questa battaglia con la mascherina evitando gli assembramenti, ne veniamo fuori. Non avrei altro. Prigioni, Bonet, Tosato. Sì, c'è il dottor Flor che poi ha robe più interessanti delle mie da dirvi. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. La preoccupa il rinvio della riapertura degli impianti? Mi preoccupa, sì, guardate, non è un duro sacrificio, è un doppio duro sacrificio. Perché non è, guardate, col tutto il rispetto che ho magari per altre categorie, ma la montagna c'è veramente in ginocchio. Lo è perché comunque la montagna invernale rappresenta un'isola felice in un territorio difficile da viversi, è un territorio che ha bisogno della presenza umana per evitare che il dissesto idrogeologico, cioè tutti i cittadini della montagna amano la montagna, sono sentinelle nella montagna. L'abbiamo visto con Vaiano cosa significa avere i cittadini. Una provincia come Belluno, che si spopola per 1.000 abitanti all'anno, non aveva bisogno di questo guaio. Io ho l'impressione che la stagione sia letteralmente messa in discussione, perché l'ulteriore proroga ci rimbalza a febbraio e marzo e poi sappiamo come va a finire. Anche qui, se ci fossero i ristori, quantomeno tamponiamo. Prego. Bonet. Sì, allora riprendo la domanda del collega Prigioni. Sul tema delle riaperture degli impianti, una riapertura con linee guida potrebbe essere una soluzione, perché non ho capito bene, mi pare che le regioni abbiano fatto una proposta che è stata anche approvata dal CTS. Sì, è una proposta, Marco, che è un po' datata ormai, perché è una proposta di settimane fa. Di certo oggi dovremo capire l'Istituto Superiore della Sanità che indicazioni darà, ma da quel che è dato a sapere, ma non è certo, il DPCM penso valuti una proroga delle aperture. Una proroga delle aperture dal 18 che è già prevista in poi vuol dire saltare a febbraio. Non ho l'impressione che la situazione cambi da qui a febbraio, per cui è fondamentale che diano i ristori. Seconda domanda, non si ferma la Chiarai sui tamponi rapidi nonostante la circolare, diffida della NAO ad usare anche quelli di terza generazione negli ospedali. Guarda, come rispondete a questa diffida? Andate avanti con rispondiamo con una voce autorevole, quella del dottor Flor, ma ve lo dico perché mi sono reso conto che c'è la volontà di mettere in piedi sta leggenda metropolitana
che la politica decide a chi fare l'iniezione, che pasticche dare ai pazienti, a chi vietare il plasma, a chi non dare il plasma, a chi fare il tampone rapido, a chi fare il tampone molecolare, a chi mandare la terza generazione, a chi la prima, e altre menate, cretinate del genere che offendono non solo noi della politica, ma soprattutto i tecnici. Cioè, noi i piani di sanità pubblica, le terapie intensive, queste robe, di fatto, cioè, vediamo il dossier quando è ultimato, anche perché non abbiamo professionalità, competenza e neanche legittimazione giuridica per occuparsi di queste robe. Per cui da oggi in poi rifiuto anche, diciamo, di rispondere, perdonami, a queste domande e le lascio ai tecnici, il dottor Flor, che io non ho mai incontrato in vita mia, il dottor Flor immagino molte volte più di me. Poi è giusto che ognuno dica la sua, però è altrettanto vero che è legittimo che noi possiamo anche rispondere. Quindi passerei al dottor Flor con questa risposta subito. C'era un Tosato prima. Scusami. Poi passiamo. Soltanto un aggiornamento. Alcuni ristoratori hanno ascoltato le sue parole, ringraziano per l'attenzione, chiedono se lei per caso venerdì ha intenzione di andare a cena da qualche parte. Le riporto la domanda. Ma guarda, non lo faccio per una questione di non rispetto, non l'ho mai fatto con nessuno, cioè semplicemente per questo, perché poi si presta a polemiche. Di certo loro hanno assolutamente la mia comprensione. È come quando mi chiedono di firmare le petizioni, io ho sempre detto: guardate, non lo faccio con nessuno in maniera tale che poi non ci sia, per lui è firmato per i cavi elettrici, per l'altro non è firmato per i fontanassi e altre robe del genere. Però insomma penso che il mio ruolo istituzionale sia fondamentale per dire che loro devono essere ascoltati, questo è fondamentale. E mi devono considerare al loro fianco, fermo restando, e so che sono persone per bene, ma non lo dico perché vado in moda, perché so che sono persone per bene. Mi ricordo quando abbiamo fatto le linee guida per i ristoranti, non si sono messi a fare proteste, si sono messi subito ad adeguare i loro ristoranti, che non offrono il fianco ai polemisti della situazione. So che sono stati bravi anche a tenersi distanti da strumentalizzazioni politiche e affini di altri protestanti, definiamoli così, di altre categorie, e questo gli dà merito. Insomma, i ristoratori non sono solo una categoria economica, sono identità per il Veneto. Cioè, loro sono la nostra identità e la nostra storia. Ormai abbiamo delle località che vengono ricordate per il ristoratore di quella località, se ci pensate, no? Per quanto famosa ha reso quelle località. Dottor Flor, quindi. Ecco, prego. Partiamo dai tamponi. Allora, la domanda era: nuova querel sui tamponi e la NAO fa un'altra diffida alla Regione perché non vengano usati neppure quelli di ultima generazione. Riassumo la domanda. La prima cosa che vorrei fare, tanto buongiorno a tutti, la prima cosa che vorrei fare è togliermi un dubbio, perché ho la sensazione che noi diciamo delle cose ma non vengano completamente capite, ancorché non siano difficili. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Voi lo sapete qual è? Io sì. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Rapportato a 100.000 abitanti, a 1.000 abitanti, a popolazione, a operatori sanitari, a chi volete. Ci sono i dati pubblicati giornalmente dal Ministero della Salute. Ce l'avete quel dato? Perché ve lo mando? Allora, la prima cosa, voi non potete avere questo dubbio e scrivere sui giornali quello che sentite dire, perché non è corretto. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Lo sapete? Ce lo dica, altrimenti moriremo di No, ma allora voi state qui a fare domande sui tamponi da settimane e non sapete chi è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Ve lo proietta tutti i giorni, Presidente, 3.500.000 tamponi molecolari fatti da inizio epidemia.
dai 17 ai 20.000 al giorno. Quando ne facciamo pochi andiamo qualche settimana a 12.000, quando ne facciamo tanti andiamo a 23.000. Qual è la regione italiana che fa più tamponi molecolari? Ve lo chiedo per la 6ª volta, o mi rispondete o non andiamo avanti. Io non sto qua per... Allora, se la domanda è retorica, me lo dite per favore o ve lo dico io. La regione italiana che fa più tamponi molecolari è il Veneto, di gran lunga più di qualunque altra regione. Ne faceva, ne ha fatto e ne continua a fare anche oggi. In numeri assoluti, ieri c'è stata l'Emilia Romagna che ne ha fatto 1.000 più di noi. Noi siamo secondi, il terzo è la Lombardia, che ricordo ha la popolazione doppia della nostra. Se sommiamo lo storico dei tamponi molecolari fatti in Italia, nessuno ha fatto i tamponi molecolari che ha fatto e sta facendo il Veneto. Allora io vorrei aprire una parentesi su questo e dire di cosa stiamo parlando. La settimana scorsa noi abbiamo chiesto a tutte le aziende, una per una, di dirci qual è il massimo di tamponi molecolari che sono in grado di fare e refertarli entro il giorno dopo, perché io non accetto di fare tamponi molecolari e avere il referto a 5 giorni, lo voglio entro il giorno dopo. E quindi abbiamo un dato e sappiamo di poter fare dai 19 ai 21.000 tamponi molecolari al giorno se refertati entro il giorno dopo, perché refertarli a 5 giorni, mandiamo in giro la gente 5 giorni senza sapere se è positiva o negativa. Quindi la risposta che mi sento di dare a titolo personale, ma nel ruolo che ricopro, è che il Veneto ha sempre fatto, ha continuato a fare ed ha aumentato la sua capacità di tamponi molecolari. Perché ricordo che a fronte dei 20.000 mediamente che facciamo oggi, a marzo ne facevamo 7.000, ad aprile ne facevamo 7.000, oggi ne facciamo 17.000, ieri mi pare 15 o 16.000. Ricordo che sono i tamponi refertati quelli che vedete, non quelli fatti, perché al Ministero comunichiamo i tamponi refertati. Noi abbiamo 3,5 milioni di tamponi molecolari refertati. Adesso, per favore, almeno questo sarà riconosciuto. Poi possiamo andare oltre. A chi è che facciamo i tamponi molecolari? Come dicevano e come dicono le indicazioni ministeriali e come dicono a livello internazionale i documenti scientifici che ci sono. Per fare diagnosi in primis, e in primis lo facciamo a tutti i pazienti prima del ricovero, perché vogliamo sicuri che le persone che si ricoverano abbiano un tampone negativo molecolare. È capitato che abbiamo fatto il tampone oggi e il giorno dopo negativo e il giorno dopo era positivo, perché il tampone ti dà l'immagine di quel momento. Poi ci sono tutti i casi in cui ci sono stati i contatti, dove abbiamo i focolai, dove abbiamo il positivo che lavora insieme. Abbiamo tutti i tamponi che ci vengono chiesti con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta che ci chiede un tampone molecolare e noi lo facciamo. I tamponi rapidi noi li abbiamo sempre usati per screening. Come indicato e come tutti. O volete che andiamo all'aeroporto e mettiamo la gente 3 giorni ad aspettare il risultato del tampone molecolare? O volete che distribuiamo i tamponi molecolari ai medici di medicina generale come invece abbiamo distribuito i tamponi rapidi a cura dello Stato? Allora, questa roba bisogna una volta per tutte. I tamponi rapidi sono e vengono utilizzati per screening, i tamponi molecolari per diagnosi, per conferma e per sicurezza. Ci sono diverse popolazioni a rischio, ci sono diverse popolazioni, è dimostrato, poi non andrei molto più in là, però qua sembra che ci sia una regione che non fa tamponi molecolari e che fa solo tamponi rapidi. I tamponi rapidi non sono una sostituzione, sono un'aggiunta e sono un'integrazione del tampone molecolare.
Vi dico questo perché l'alternativa ai tamponi rapidi esiste. Non è vero che non esiste. È il nulla. È il nulla. Noi siamo al massimo della nostra capacità di produrre tamponi molecolari. Siamo la regione che fa più tamponi molecolari in Italia. Da sempre. Ora, allora e domani. Ora, allora e domani. Siamo la regione che ha introdotto per prima massicciamente nello screening i tamponi rapidi. Allora, questo penso che vada preliminarmente chiarito rispetto ad ogni domanda su questo tipo. Ci sono varie osservazioni, io ho visto oggi una osservazione che cita un tampone che noi non abbiamo mai comprato. Ho visto oggi citato un tampone che la Regione Veneto non ha mai comprato. Io non escludo, non lo so, non ho la più pallida idea, ma noi non abbiamo mai utilizzato quel tampone nel senso che l'abbiamo comprato. Chiarisco ai colleghi, è il tampone, è quella tipologia di tampone che la NAO ha detto non va utilizzata. Noi non l'abbiamo mai comprato. Siamo d'accordo con la NAO, penso. Siamo d'accordo con la NAO. Quindi non serve che proprio il problema non esiste. Sul tamponi comunque rapidi e molecolari noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale, perché il nostro riferimento non sono le opinioni su questo come su altro che può avere qualcuno, sono quello che dicono le autorità che in questo paese sono preposte al governo della sanità, e in questo momento le indicazioni che qualcuno ha firmato, carta intestata Ministero della Salute, sono queste. Sui tamponi c'è ancora qualcosa da chiedere? No, la terza generazione. No, beh, chiedo se c'è ancora qualche dubbio. Se abbiamo ancora qualche dubbio, volete? Non osiamo avanzarli perché lei oggi è imbizzarrito e magari... No, io vorrei sapere se ci sono, perché ogni volta ponete questa domanda con un dubbio. Allora ditemi qual è il dubbio che avete, perché io non vi ho invitato a seguire quello che vi diciamo. La cosa è nata da una mia domanda, io non ho nessun dubbio, c'è un fatto, la NAO ha presentato una diffida tramite un legale. Solo questo. Terza generazione. Allora noi seguiremo pedissequamente quello che dice la circolare ministeriale. Questa è la nostra risposta. Mi piace pensare che veniamo messi in mora come regione perché seguiamo una disposizione ministeriale. Credo che riflette quello che magari non è molto chiaro ai più o a qualcuno, o qualcuno si ostina a continuare non chiaro, pensare che sia non chiaro. Ora, vi ho detto, penso che come deve funzionare il servizio sanitario sia stabilito dagli organi che ne sono preposti. Nel nostro caso l'organo scientifico si chiama Istituto Superiore di Sanità, l'organo governativo si chiama Ministero della Salute, l'organo che dà attuazione e organizza a livello locale si chiama Regione e Assessorato alla Salute. Quindi adesso possiamo anche fare fantasie o sbollazzi, ma questa è la realtà. Altre cose, dottore? Posso dire domande? No, sui tamponi volevo avere chiaro Andiamo questo. avanti, allora. Ecco. Sulla situazione sanitaria, perché abbiamo un altro tema che ci rincorre ogni tanto, che sono i mitici posti delle terapie intensive. Voi sapete che noi attualmente abbiamo attivi 700 posti di terapia intensiva, stamattina ce n'erano 91 liberi. Vuol dire che dei 700 attivi ne stiamo occupando 610. Dei 610 occupati da pazienti Covid positivi, quindi sono 334. Il limite massimo di occupazione dei 700 posti letto l'abbiamo avuto il 1° gennaio. 31 dicembre, dal 31 dicembre al 1 gennaio
e ne avevamo occupati 663. Si fa presto a capire che da allora noi abbiamo continuamente calato il tasso di occupazione delle terapie intensive. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è un dato che dipende da quanti ne escono e quanti ne entrano. Sono calati i nuovi ingressi in terapia intensiva. Negli ultimi giorni registriamo un minor numero di ingressi in terapia intensiva. Negli ultimi giorni registriamo un minor numero di ricoveri ospedalieri. Vi ricordate che, l'ha citato prima anche il Presidente, io dicevo dobbiamo monitorare quel numero dove siamo stati fermi per 2 o 3 settimane tra i 2006 e i 2007. Abbiamo toccato anche 2732 ricoverati in terapia non intensiva, oggi siamo intorno ai 2550. E vedete che il dato, con molta cautela che noi vi diciamo, vede di fatto una minor incidenza di positivi che ricaviamo dai tamponi, vede una minore incidenza di nuovi ricoveri nelle terapie non intensive e vede una migliore incidenza di ricoveri nelle terapie intensive. Stamattina abbiamo fatto un incontro con tutti i direttori generali per ragionare su come comportarci con questa disponibilità di posti letto di terapia intensiva, che ormai abbiamo fatto 96, 92, 91, i numeri ormai sono questi di posti letto, e abbiamo deciso che fino a venerdì non tocchiamo nulla. Venerdì ragioneremo se è il caso di rivedere questo numero di posti letto che abbiamo, perché abbiamo anche posti letto che abbiamo attivato specificamente in previsione Covid e che grazie a Dio non abbiamo utilizzato finora. Noi il 100% dei posti letto di rianimazione non l'abbiamo mai utilizzato. Posso dirvi, questa forse è una cosa che merita di essere sottolineata, che nei giorni di massimo utilizzo delle rianimazioni in Veneto, quando avevamo i 663, i 658, i 655, avevamo pazienti Covid e anche non Covid di altre regioni, perché c'era gente che aveva fatto interventi chirurgici importanti in centri di alta specializzazione e i nostri ospedali erano riandati in rianimazione. Quindi questo dice se il nostro sistema è in grado di garantire o di tenere, come si dice, ha tenuta il sistema. Il sistema oggi è in grado di garantire questa disponibilità di posti letto, di terapia intensiva, ed è in grado di continuare a garantire per alcuni aspetti molto specialistici cure a pazienti anche se vengono da fuori, che sono pazienti che evidentemente ci vengono inviati da altri ospedali. Sulla parte andamento, ricoveri e posti letto manteniamo 2250 persone sintomatiche positive a domicilio, a cui voi sapete che noi garantiamo cure farmaceutiche, farmacologiche, garantiamo ossigeno, garantiamo saturimetria. Una battuta sul vaccino. Ieri ci è arrivata la terza fornitura da 40.000 dosi. I direttori generali mi dicono che tra domani e venerdì noi finiremo le dosi che possiamo somministrare, perché le altre le teniamo accantonate per il richiamo con cui partiremo lunedì. Non possiamo permetterci di non avere le dosi per partire col richiamo e quindi teniamo accantonato un cospicuo quantitativo di vaccino per essere puntuali con il richiamo con cui partiamo la settimana prossima. E quindi mi viene da dire il coro dei direttori generali è dateci i vaccini che noi vacciniamo. Noi
Scusa, quindi, diciamo che questo lo vedranno nelle percentuali. Sì, questo lo si vede, però caleremo nelle percentuali di consumo perché li dobbiamo tenere bloccati per fare i richiami. Con la fornitura di ieri, più di metà fornitura, direi 60% della fornitura, lo teniamo per partire col richiamo la settimana prossima. Oggi pomeriggio c'è una riunione tecnica con le aziende per stabilire le modalità di primo utilizzo delle circa 8.000-7.800 dosi del vaccino Moderna che riceviamo oggi. E l'occasione, guardate, noi abbiamo fatto un'operazione con i vaccini di compensazione, di spostamento vaccini da azienda ad azienda per garantire a tutti di poter vaccinare chi aveva più possibilità, chi aveva persone in case di riposo che attendevano il vaccino, e siamo stati molto supportati e molto integrati con le questure e le prefetture del Veneto che ci hanno garantito sempre la scorta nello spostamento dei vaccini che abbiamo fatto. Quindi li ringrazio perché sono cose che sapevamo in maniera estemporanea e abbiamo organizzato con loro in tempo reale. Se il direttore è terminato, Tosato si è già prenotato, Pederiba e quant'altri seguiranno. Ecco, vado cauto perché oggi il direttore ha un diavolo per capello, quindi insomma... Due. Allora, tamponi. Lei ci ha detto tutto, ma... Ci siamo capiti? No, ci siamo capiti, è una domanda aggiuntiva, non è di chiarimento. È possibile rapportare l'incidenza nell'intercettazione dei casi positivi tra molecolari e antigenici? Lo dico in maniera più semplice. Vuol dire quanti molecolari consumiamo per confermare gli antigenici? Sì, cioè soprattutto qual è l'incidenza di queste due tipologie di tamponi nell'intercettare i positivi. Chiarisco se ho capito bene. Quanti positivi abbiamo beccato con i rapidi e quanti con i molecolari? Allora, noi fino ad oggi positivi li comunicavamo solo con il molecolare perché non eri positivo se non avevi un molecolare positivo, e quindi abbiamo comunicato al Ministero sempre il numero dei tamponi molecolari fatti e il numero dei positivi trovati con i molecolari perché avevamo bisogno della conferma. Noi sappiamo che dal 30 al 35% dei tamponi molecolari li consumavamo per dare conferma dei tamponi rapidi. Oggi non è più così, fra qualche giorno avremo i numeri, avremo i dati e vedremo di fatto come cambiano le cose. Voi avete visto che insomma oggi abbiamo un dato completamente diverso, a fronte dei 15-18 mila tamponi molecolari oggi abbiamo 55 mila tamponi, e quindi il dato dei positivi che troviamo è rapportato a quel numero di tamponi, perché salvo situazioni particolari non serve più la conferma. Ecco, l'altra domanda, un caso che lei ha sollevato in termini indignati nelle settimane scorse, le persone che insomma sfuggono dalla quarantena, dall'isolamento, vanno in giro, si rendono irreperibili. Siete riusciti a mettergli il sale sulla coda? Avete fatto segnalazioni? C'è una tendenza insomma al contenimento? Mi pare che abbiamo già fatto qualche segnalazione alle forze dell'ordine. No, mi pare, abbiamo fatto qualche segnalazione alla forza dell'ordine dove per chi si sottrae alla reperibilità in quarantena. Il fenomeno è persistente o... Lo rileviamo giorno per giorno, vediamo a consuntivo. Noi questo l'abbiamo rilevato in maniera abbastanza importante e dove lo rileviamo lo segnaliamo, insomma. Se fossero stati 3 o 4 casi in Veneto il problema non si poneva.
Erano 3 o 4 casi che avremmo comunque dovuto perseguire, ma quando invece sono molti di più diventa un fenomeno che può anche essere collegato con focolai di infezione che troviamo in giro. Grazie. Federiva. Grazie. Direttore, buongiorno. Solo un chiarimento sull'incontro e la valutazione che volete fare venerdì con i direttori generali sui posti letto liberi in terapia intensiva. Non ho capito, dovete prendere una decisione se aumentare quella dotazione di posti da attivare? Mi è proprio sfuggito il tema, non l'ho capito. No. Grazie. Siccome abbiamo un numero così alto di posti letto che non stiamo utilizzando di rianimazione, possiamo pensare di ripristinare qualche attività chirurgica che è stata temporaneamente sospesa o posticipata. Altre domande? Bene, allora oggi possiamo chiudere qua. Grazie. Grazie a tutti. Fa più tamponi in Italia, qual è la regione? Perché non è chiaro ancora. Il titolo oggi è Floor Day.